Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, siamo in diretta e parliamo, come vedete dal titolo, delle città che cambiano, in modo particolare focus su una prima città che intende cambiare in modo significativo non solo agli occhi dei propri concittadini ma agli occhi del mondo intero, dei tanti visitatori e dei turisti, ed è Jesolo. Perché? In che termini? Come cambiare? Dobbiamo ricordarci che fulcro centrale è il risparmio energetico, il risparmiare risorse, rispettare quelli che sono i dettami 2020 che ci vengono dei diktat dall'Europa, ma che in realtà aiuterebbero anche tutti quanti noi, gli operatori dei vari settori, dei vari ambiti, anche quelli produttivi, a risparmiare meno e soprattutto ad avere delle bollette più congrue. Ma quali possono essere le strategie create ad hoc per le diverse località? Ne abbiamo parlato più volte con un'azienda leader nel settore che si è buttata per prima con grande credibilità, che ci ha creduto fermamente, che ha fatto tantissimi progetti anche e soprattutto per le istituzioni oltre che per i privati e che adesso si sta cimentando in modo importante in questo territorio. Ma come? Quali sono le strategie e le novità importanti? Perché di mese in mese, di anno in anno, in virtù anche della nostra normativa che corre, ci sono dei criteri nuovi da adottare. E allora con Sergio Benetello, ben ritornato qui con noi, Presidente Italian Solar Info Center, supportati dall'assessore all'ambiente, ingegnere Otello Bergamo del Comune di Jesolo, grazie anche a lei, vedremo di capirci qualche cosa in più. Allora, un periodo di quiescenza, meditazione, anche perché poi è stato un anno importante, per un anno difficile in ogni caso. Adesso proviamo a vedere se con una città sempre in fermento, che ha avuto comunque un indotto turistico significativo, ma che vuole far di più, si può concretizzare anche nei confronti dell'ambiente. Quindi dare una veste diversa, perché no, a Jesolo. Sì, beh, io direi che Jesolo è sempre stato molto attento e pronto a recepire le novità e quant'altro per quanto concerne anche l'ambiente. Oggi più che mai abbiamo un'opportunità in più, abbiamo fatto dei progetti con delle valutazioni di fattibilità, per cui a partire dai parcheggi ai chioschi lungo il mare, alle passeggiate, eccetera, abbiamo dei progetti ad hoc che potrebbero, con la volontà politica e tutto quello che segue, avere il loro massimo, come dire, successo nella realizzazione. Se noi arriviamo a realizzare, noi, altre aziende, ovviamente il concetto è aperto a questo mondo, al mondo degli imprenditori del settore specifico, avremo la possibilità di portare Jesolo la prima spiaggia d'Italia, vorrei dire totalmente autosufficiente. E per questo noi abbiamo aperto lo sportello energia a Jesolo, in piazza Brescia, per coinvolgere anche la cittadinanza, perché gli albergatori e la municipalità e tutto il resto è un numero importante, però la cittadinanza è un numero ancora maggiore, sia pur con piccole entità e piccoli interventi. Abbiamo aperto questo sportello energia che funziona fino a fine anno, su cui noi diamo tutte le informazioni e i progetti gratuiti. Questo è un impegno che abbiamo preso tanto con la municipalità che con l'associazione di varie categorie degli albergatori, dei filiturismo, eccetera, eccetera. E pertanto abbiamo avuto un flusso importante di gente che ha voluto capire qual è l'opportunità. Pur attraversando un momento, direi quasi tragico, c'è un interesse molto primario, molto sentito, perché poi se guardiamo i numeri, questo è un investimento a reddito, cioè non è un investimento fine a se stesso. Io in 7-8 anni ammortizzo il costo di quello che noi andiamo a fare, dopodiché per altri 20 anni ho una resa economica, oltre che un risparmio energetico e oltre che non emissioni in atmosfera di CO2, che è la primaria fonte di inquinamento che noi stiamo sopportando. Certo. Vediamo le reazioni climatiche quali sono. Infatti. Ecco, pertanto il 18 noi andremo a presentare in questo convegno tutte queste fattibilità, tutte queste opportunità. Abbiamo trovato una collaborazione eccezionale col Comune di Jesolo, con gli assessorati, con le categorie, eccetera. Pertanto è di buon auspicio per una riuscita di un progetto che può sembrare fantascienza, perché portare una città che consuma milioni di kilowatt, portarla a consumo quasi zero non è banale,
Però anche a noi come Italian Solar Info Center, come Casa IGPU, ci piacciono appunto le scommesse difficili e stiamo scommettendo molto. Ecco, Assessore, scommessa difficile, però è arrivato il tempo di farle queste cose, perché se ci guardiamo in altre realtà, in altri paesi, non solo dell'Europa ma anche molto lontani, le città turistiche sono green. Decisamente puntano ad essere green e questo viene apprezzato moltissimo da un turismo trasversale, perché vuol dire tutto sinonimo di un modo di vivere diverso, a parte ecocompatibile, tutto quel che si vuole, però un vivere bene una realtà, quindi vorrebbe dire, poter dire magari anche minore inquinamento, minore impatto ambientale, insomma sono cambiamenti necessitati. L'Italia ci arriva sempre dopo naturalmente, però insomma che Jesolo in Veneto ci possa arrivare in tempi brevi sarebbe anche auspicabile, no? Dopo vedremo anche quali sono i criteri dentro le abitazioni che possono essere adottati, che sono straordinari, di buona vivibilità. Beh, certo, noi ovviamente come amministrazione guardiamo con grande interesse al discorso del risparmio energetico e comunque nel proporre una città turistica come la nostra verso una città sempre più verde, sempre più green, sempre autosostenibile. E naturalmente questa è un'iniziativa delle associazioni di categorie che sono appoggiate a un'impresa importante, un'iniziativa diciamo dei privati, ma diciamo come amministrazione noi stiamo comunque dando grande attenzione ormai da qualche anno a quello che è l'ambiente, a quello che è la tutela ambientale, a quello che è anche il risparmio energetico. Non a caso nostre partecipate, Jesolo Patrimonio, Jesolo Turismo, per esempio Jesolo Patrimonio sul tetto del proprio edificio, sui propri magazzini, che è una delle nostre partecipate che segue tutta la manutenzione del territorio per quel che riguarda il verde e la manutenzione stradale, è quasi autosufficiente per quel che riguarda il consumo diciamo, della propria sede. Così come abbiamo a Jesolo, gestito da Jesolo Turismo, uno dei campeggi più importanti in Europa, che è un 5 Stelle e che ha investito molto sull'energia pulita, quindi il fotovoltaico, abbattendo di tantissimo quelle che sono le emissioni atmosferiche. E noi guardiamo con grande interesse perché il sogno che avremo è quello di avere una città che sia una città autosostenibile in cui ci si muova anche all'interno della città, per esempio con macchine elettriche piuttosto che con la bicicletta, proprio dando un'immagine di una città che sia più possibile diciamo autosostenibile, soprattutto che riduca il discorso delle emissioni. Sugli edifici, e questo è il grande tema che stiamo portando avanti in collaborazione, non a caso dentro il PAT stiamo facendo dei ragionamenti molto puntuali e precisi sull'andare a premiare chi fa questa scelta. Quindi chi va a rinnovare il proprio fabbricato, la propria attività, il proprio albergo, è giusto che sia premiato. Che come? Beh, insomma, adesso stiamo tentando di trovare un equilibrio corretto per quel che riguarda tutto l'aspetto diciamo, di premi volumetrici, su ragionamenti in termini poi di riduzione anche degli oneri possibili. Quindi fiscalità, insomma. Sì, giustamente chi va a investire è giusto che sia entro certi limiti premiato, nel senso che diciamo, il fatto di andare a portare un edificio, un albergo che oggi per esempio è in classe C, in classe A+, per noi è motivo di grande vanto, sì. Perché l'obiettivo nostro, se noi riusciamo nell'arco dei prossimi anni, e naturalmente è un progetto che non può essere limitato a 1 anno, a 2 anni, ma deve avere una prospettiva lunga di almeno 20 anni. Però si riesce a costruire adesso, a dare l'input, a dare diciamo, quegli strumenti ai privati di poter investire e andare a rinnovarsi in termini di alberghi, in termini di edifici, in termini di attività commerciali, ecco che noi riusciremo a creare un volano economico importante e d'altra parte avere una città che si propone verso l'Europa come spiaggia di Venezia, perché l'obiettivo nostro è questo, di essere il riferimento come spiaggia di Venezia, e proporsi nel mondo come una città che sia una città turistica in Italia, una delle prime a vedere diciamo, l'ambiente pulito. Non a caso noi abbiamo mantenuto la certificazione ISO 14001, abbiamo avuto conferma proprio l'altro giorno del mantenimento e siamo una delle 3 città in Italia ad avere la certificazione in maniera continuativa da 15 anni. E quindi è un merito delle amministrazioni precedenti, ma anche un indirizzo preciso nostro, perché
con i problemi di patto di stabilità che abbiamo, stiamo facendo veramente i salti mortali per riuscire a mantenerci all'interno del patto di stabilità e insieme al sindaco Zoggia stiamo veramente andando a inquadrare con il bilancio ogni anno a fare dei risparmi puntuali e proponendoci comunque verso l'esterno con iniziative molto importanti. Però stiamo quadrando il cerchio e contemporaneamente l'obiettivo è quello di investire a medio-lungo termine, quindi non in maniera immediata nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni perché abbiamo le elezioni, ma proprio per dare in eredità una città, diciamo, che si proponga verso l'Europa in maniera completamente diversa. C'è la predisposizione da parte dei concittadini, operatori del settore, dico perché poi questo è un convegno che voi fate sabato, no? Sabato mattina, aperto a tutti, però organizzato anche dagli albergatori, per cui vuol dire che sono sensibilizzati, c'è un quid oppure li vede ancora dubitosi e reticenti, poi sentiremo anche Benetelli. No, assolutamente no. Sinceramente con l'imprenditoria iesolana, diciamo, noi se abbiamo una città che si propone in Europa come una delle prime spiagge in Italia, è sicuramente dovuto al sacrificio che le generazioni precedenti hanno fatto, soprattutto con una visione, diciamo, a lungo termine che chi investe nel territorio. Gli albergatori per primi, perché ho avuto occasione di parlare e anche incontrarmi, ci incontreremo anche a breve proprio per entrare nel merito del PAT con l'AIA, con il Presidente, c'è una grande, diciamo, affinità di intenti sotto questo punto di vista, non solo con loro ma anche, diciamo, tipo i cittadini singoli sono molto attenti, sono molto sensibilizzati a Jesolo nel fatto dell'energia pulita. Infatti non a caso anche il regolamento edilizio nostro, che adesso andremo con l'anno nuovo a riprendere in mano, ha questo indirizzo. E non è, diciamo, d'altronde il pubblico non può fare tutto da solo. Certe iniziative che stiamo portando avanti non riusciamo a farle se abbiamo degli interlocutori credibili e soprattutto degli imprenditori che vogliono investire. Quindi l'idea, per esempio, anche che è quella di andare a fare sui chioschi, pensare magari di avere un'illuminazione pubblica sulla spiaggia a costo zero, sono tutte cose su cui noi ci crediamo molto e su cui troviamo buona spalla da parte di chi investe in città. Ecco, queste sono tutte innovazioni che voi avete anche a suo tempo proposto, tra l'altro, che hanno trovato un'apertura di conseguenza, no? Per capire anche la mentalità, che se si sta aprendo meno, perché tante volte il problema dell'imprenditoria nel settore alberghiero, comunque turistico, è quello che tende ad innovarsi poco, per tutta una serie di motivi, dopo per carità, però di fatto è questo. Beh, direi che nonostante che la crisi economica attanaglia un po' tutta l'Italia, però quest'anno è stata anche particolarmente negativa nel settore alberghiero turistico perché la stagione è stata più piovosa che insolata, pertanto è stata decisamente... Ma riscontriamo, noi abbiamo una decina di progetti che abbiamo presentato a altri tanti albergatori nei loro alberghi e che sono già stati approvati sotto il profilo estetico, sotto il profilo di fattibilità. Ovviamente ci sono tutto il resto di passaggi economici, ambientali, nel senso beni ambientali, eccetera, che devono dare l'approvazione. Però, voglio dire, già questo è un primo passaggio importante. Con l'amministrazione comunale abbiamo, come diceva l'assessore, messo in campo un progetto lungo la passeggiata, lungo la spiaggia, per usare le mini turbine eoliche che potremo mettere sopra le illuminazioni già esistenti, ma rendendo tutte queste completamente autonome. Visto che Jesolo è famosa per il vento, no? Sì, pertanto voglio dire, abbiamo dei progetti che sono totalmente innovativi, che non ci sono ancora altri soggetti di riferimento che possiamo dire, beh, come quello, come questo. Jesolo avrà il vantaggio di essere partita per prima, di avere per prima tutte queste possibilità. Inoltre sui parcheggi, per esempio, abbiamo proposto i cosiddetti motivi di ricarica per le auto elettriche. Perché anche le auto elettriche noi abbiamo messo a disposizione degli albergatori per prova una macchina elettrica appunto per far vedere la funzionalità, la capacità, anche la gradevolezza di una guida elettrica, perché non hai più rumore, non hai più, hai una sensazione di libertà e non inquino, pertanto abbiamo anche
sabato avremo la disponibilità di questa macchina elettrica per far vedere ancora se qualcuno non l'ha provata. La maggior parte degli albergatori l'hanno provata, ma se c'è ancora qualcuno è a disposizione. Voglio dire, puntiamo appunto sull'innovazione totale, perché non basta dire il fotovoltaico è un palliativo che va confrontato e messo all'insieme delle altre tecnologie. Per esempio il fotovoltaico mi va bene per far andare la pompa di calore, per ridurre il consumo energetico, ma non è più un business importante di recupero a livello quantitativo economico, è un recupero che oggi ha un valore aggiunto. Perché tutto quello che produco lo posso consumare, consumandolo mi riduco la mia bolletta, pertanto, e non ho incentivi, di conseguenza lo Stato non mi può togliere anche questo. Gli incentivi me li ha tolti, ma questo non me lo può togliere, quantomeno se non trovano un escamotage ulteriore. Ma voglio dire, ecco, c'è la certezza oggi, mediamente si ammortizza in 6-7 anni, il che cosa vuol dire? Che dopo aver ammortizzato il mio costo in 6-7 anni, continuo a pagare la bolletta che pagavo prima e poi avrò una resa economica importante, vado a triplicare, a quadriplicare il costo iniziale che ho speso, pertanto è un investimento a reddito e anche questo crea sensibilità per gli albergatori, ovviamente. Ecco, noi stiamo vedendo diversi progetti che stanno passando, alcuni vabbè, riguardano un parcheggio, altri invece degli edifici di una certa importanza, anche alberghi eccetera. È si attua uno stravolgimento degli edifici importanti oppure si resta? Che cosa è prevedibile? No, direi che abbiamo delle opportunità importanti. Nei parcheggi andremo a coprire una parte dell'area già destinata a parcheggio, pertanto facciamo il parcheggio coperto, che è a benessere di chi lo usa, perché ovviamente d'estate il parcheggio, la macchina mi fa 70-80 gradi, pertanto tanto vale metterci qualcosa di produttivo di energia. E in più mi creo l'energia sufficiente per tenere sotto controllo tutta l'illuminazione dello stesso, ma essendo di proprietà del comune lo posso mettere sulla rete pubblica e fare anche la cosiddetta illuminazione. Pertanto posso usare sistemi a batteria, cioè posso mettere delle piazzole di riferimento su cui incamero la mia elettricità che produco durante il giorno e la uso di notte. Il mini eolico va benissimo perché prevalentemente la brezza lungo il mare, sugli alberghi lungo il mare, ce l'ho di notte e di conseguenza l'illuminazione di notte me la assicuro con le pale mini eoliche. Cioè c'è un mix di più tipologie che mi permette di avere un valore aggiunto e che, nonostante che non ho incentivi su questi riferimenti, salvo il mini eolico che avrei un 0,26%, 26% di tariffa, sul fotovoltaico non ho niente, ho solo l'autoconsumo, però l'autoconsumo mi permette di avere praticamente il risparmio che io è come prendessi 0,24, 0,25, perché le bollette non sono tutte uguali, partono da 20 e arrivano a 30, pertanto io faccio una media. Ma voglio dire, già questo, tutta la mia produzione deve essere però un impianto tarato specifico nel sistema corretto, non posso fare esubero di fotovoltaico, perché andrei a non prendere più niente, perché allora se faccio esubero rispetto alla mia bolletta l'Enel mi paga 0,04, il che vuol dire regalarla. Ecco. Assolutamente. Però ecco perché sono studi, noi abbiamo già preparato appunto una serie di progetti che hanno questo valore, cioè di recepire la necessità del singolo soggetto, del singolo albergo, del comune, anche la discarica stessa che avete, che ormai ha esaurito la sua funzione di gas, quella potrebbe essere usata. Noi abbiamo presentato un progetto di massima, ovviamente tutto da discutere, anche perché là si va a notevoli impegni, però quella potrebbe essere oggi usata, visto che per 30 anni non può essere più usata per altri sistemi, si potrebbe mettere il fotovoltaico e avere l'illuminazione e i consumi energetici di Jesolo ricavati dalla discarica con il fotovoltaico. Questa sarebbe una bella sfida. Andiamo a parlarne ancora dopo la pubblicità, tra poco.